La questione cantieri, i loro tempi, se siano rispettati oppure no, e la questione viabilità e traffico rispetto a quanto accadrà nel futuro quando tutti i cantieri previsti in città entreranno nel vivo, compreso quello di Largo Flaiano, sono stati al centro di un intervento polemico e preoccupato ieri sera in Consiglio Comunale da parte di Luca Boldetti, capogruppo del Polo delle Libertà. Ci troviamo in Piazzale Kennedy, in uno dei cantieri più imponenti del piano stazioni, e in questo momento ci sono grandi mezzi che stanno lavorando per costruire le paratie di contenimento del sottopasso che collegherà direttamente il piazzale con la stazione nord, con le banchine dei treni della stazione.